Metti a posto il microfono. Il microfono, eccoci qua. Eccoci qua rientrati, per cortesia silenzio perché i microfoni sono aperti e dopo come al solito a casa non si capisce niente. Darei la parola a Luisella Rettore che è una presidente di quartiere, ancora per poco ormai o no? Poco, è vero? fino alle elezioni. Del quartiere Arcella, tra l'altro sì. Uno dei quartieri più problematici della città di Padova. Ecco, forse proprio tu ci puoi dire qual è la situazione, anche ad esempio su un tema che qua è stato, si è cavalcata un po' per tutta la campagna elettorale. Sì, diciamo che ci sono dei problemi reali ed è vero che io rappresento e ho lavorato moltissimo, questi 5 anni sono stati molto faticosi, è un quartiere che rispecchia un po' tutti i mondi. Io direi però che questa amministrazione, perché sono 10 anni che lavoro in quartiere, prima all'opposizione poi come presidente, è stata fallimentare, ma non lo dico perché io non sono candidata, quindi non sto facendo una campagna elettorale per me stessa, dico solo che è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la partecipazione è stato uno slogan a cui non ha creduto loro per primi perché le decisioni le ha sempre calate dall'altro senza chiedere la partecipazione, ma non solo di noi dell'opposizione, ma soprattutto dei propri consiglieri, perché in 10 anni non abbiamo portato a casa nulla per il nostro quartiere. Al di là di questo, dello stato di degrado in cui è l'Arcella, e mi dispiace dirlo perché io ci abito e amo tantissimo il quartiere dove vivo e ho provato in tutti i modi a portare qualcosa, ma volutamente non si è fatto nulla. Non si è fatto nulla da un punto di vista soprattutto del degrado, ma quando io parlo di degrado non parlo solo di sicurezza, di flussi migratori, cioè questi sono problemi che vanno studiati, vanno gestiti molto profondamente, non hanno una soluzione così semplice e va fatta assieme a tutte le forze politiche perché in realtà non è così semplice. Io parlo del degrado urbano perché credo che parta tutto da lì poi soprattutto. Laddove c'è un degrado urbano pesante e non va sistematicamente con dei progetti che vanno seguiti poi effettivamente dalle opere, si va a creare sempre più disagio nel quartiere. Da noi ci sono state veramente, sono perse delle opportunità. L'unica cosa che è arrivato è la Despar, ma questo non ha creato per i giovani, si parla di giovani, i punti di aggregazione, le famiglie. Sono tutte lasciate a se stesse perché i giovani oggi vanno effettivamente solo nelle parrocchie, ma mica tutti i giovani vogliono andare solo nelle parrocchie. Certo. Abbiamo cercato degli spazi, in 10 anni non siamo riusciti a fare neanche una biblioteca che era convenzionata alla Despar perché è stata fatta una convenzione che li ha portati fuori dai tempi di realizzazione. Ecco, Cioè, senti, allora tu cosa ti aspetti dalla prossima amministrazione? io Cosa mi vorresti? aspetto, innanzitutto si parte con una squadra che effettivamente sono persone competenti che riusciranno comunque a creare dei progetti validi senza cercare delle personali o di squadra, opportunità, cercando di pensare e fare proprio il bene della città. Ora, fare il bene della città vuol dire mettersi a lavorare, cercando delle opportunità con le risorse che si hanno, mettendo in risalto i problemi che ci sono, perché purtroppo l'insicurezza non è una percezione così astratta, perché quando l'anziano ha difficoltà a uscire per strada, andarsi a prendere la pensione, o quando un ragazzino, io ho 2 figlie che prendono il metrobus, tram, che si è tanto parlato nel nostro quartiere, e nel tram o il metrobus veicolano gli spacciatori a tutte le ore, da una parte all'altra della città, senza che nessuno possa mettere freno, questo è un problema, perché non è un problema solo, è un problema perché ai nostri ragazzi non diamo neanche la sensazione che la loro città possa essere vissuta. Vissuta non vuol dire andarsi a bere lo spritz. Cosa è stato fatto per i giovani? Cosa è stato fatto come opportunità nei quartieri? Le famiglie hanno trovato dei reali supporti nel comune per aiutarli nel gestire i problemi con i ragazzi? Questo è mancato in questi 5 anni e io credo di essere stata testimone con delle attività all'interno del quartiere molto importanti, però
un quartiere da solo, un presidente da solo, se poi non è aiutato dal comune, certo, fa dall'amministrazione. fatica. Ti devo interrompere gentilmente, se passi il microfono a Francesco Carraro del Nuovo Centrodestra. Certo. Questa è la richiesta, vedi, una richiesta diretta di un quartiere padovano, uno di quelli... Assolutamente, assolutamente, bisognerebbe per l'appunto dare spazio ai quartieri. Secondo me è proprio traumatizzante il discorso dell'abolizione dei consigli di quartiere, perché prima si parlava molto anche di rappresentanza, poi sembra che la rappresentanza non ci sia, ma in realtà c'è ed è forte. Il problema è che non vuole essere ascoltata, non vuol far sì che sia ascoltata. Però mi ricollegherei piuttosto al tema del quale si parlava prima di andare in pubblicità, dell'amico Pillan, della riqualificazione di zone come il Concordi e l'Altino, perché più che zone di aggregazione sociale sono diventate zone di disgregazione sociale, dove matematicamente dalle 19 fino alle 23 e passa di sera non c'è vita, anzi ci sono persone che fanno disagio, creano degrado. Sarebbe da trovare qualche buon privato che si metta assieme con un partenariato con il comune o che sia l'università, di riqualificare la zona, di fare o un pub o riaprire il cinema, un teatro, qualcosa che possa essere sociale per tutti i cittadini padovani, cioè partire da là. Poi un'altra cosa, siccome il tema era nei 100 giorni cosa faremo, certo, che siamo un po' usciti fuori da quel tema, vorrei dire, io direi che innanzitutto parcheggi per Padova per rendere il centro storico più accessibile, dato che in un'altra puntata si parlava del centro commerciale naturale che è il nostro centro storico di Padova, quindi partiamo dal Prandina e fare un parcheggio là, come è il nostro programma. Un'altra cosa è, come si parlava per l'appunto, sempre per il controllo dei biglietti, perché in ogni città europea, anche in Croazia, anche in Slovenia, una persona che vuole prendere il mezzo pubblico paga il biglietto direttamente a bordo e se non ha i soldi per pagarlo non sale a bordo e il controllore non lo fa salire, punto. Si dovrebbe fare così. Poi l'aiuto con gli steward ci sta benissimo, perché è un'iniziativa che potrebbe andare bene magari per l'aiuto dei disabili a bordo del mezzo pubblico che non riescono meno a prenderlo. Questo è fondamentale. Però voglio dire che Padova come città di cultura, di turismo, di aggregazione nel Veneto dovrebbe partire da questo per far rispettare le regole. Grazie, grazie Francesco. Allora andiamo da Maria Elena Martinez, la terza volta l'ho detto giusto. Cosa dici di quello che ha appena detto Francesco Carraro? Per quanto riguarda i trasporti, cosa potremmo fare in certo. questo ambito? Il Movimento 5 Stelle per Padova ha un'idea di cambiare completamente i mezzi di trasporto portandolo ad elettrico. Abbiamo preso in mano quello che è un progetto di 3 ragazzi universitari che hanno già presentato tutto il progetto e reso fattibile e ovviamente senza fare il tram, la seconda linea del tram e con questo recuperare i soldi per poter appunto invece realizzare una linea elettrica, ma questo ovviamente è nel medio-lungo termine, queste non sono cose che si fanno nei primi 100 giorni. Io credo che un'altra cosa di cui probabilmente però abbiamo solo sfiorato l'argomento e che invece per noi è importante, che la sicurezza si crea anche grazie al sociale, nel senso che occupandosi delle persone, le famiglie più disagiate che si trovano, che hanno perso il lavoro, noi crediamo di poter creare un mini reddito di cittadinanza, come si vuol dire, a livello comunale. A livello comunale? Sì, nei primi 12 mesi ovviamente, questo non è possibile per un comune allargare la cosa e per ambiti molto precisi, proprio per le persone che non hanno nessun tipo comunque un sostegno, insomma, diciamo. Un sostegno. E poi ovviamente anche noi ci vogliamo occupare della disabilità e vogliamo renderla non più un peso ma una risorsa, e quando parliamo di partecipazione il nostro movimento ha nell'idea di, nei consigli di quartiere che ora verranno dismessi dal punto di vista politico, mettere invece il punto dove c'è il contatto diretto con sindaco e assessori a date ben precise, in maniera tale che ci possa essere un confronto diretto col comune e quindi un programma nostro che ora è così, ma in realtà è aperto nei successivi 5 anni se noi riusciremo ad arrivare alla giunta. Stefano Grigoletto, le piace questa idea? Sì, beh, perché... Non è brutta come cosa, no? No, no. Comunque è un punto di collegamento con il quartiere e con l'amministrazione, la reputo anche una cosa intelligente. Detto questo, volevo un attimino intervenire su alcuni punti che sono stati tornati. Un ripassino prima al nostro collega
da un punto di vista legislativo. La Corte Costituzionale ha abolito la Fini-Giovanardi, non la Bossi-Fini. E la Fini-Giovanardi era per la modica quantità, tu metti assieme le due cose, abrogazione del reato di immigrazione clandestina, scusa, te lo vai a vedere, e la Fini-Giovanardi e vedi cosa verrà fuori a Padova. Scusa, sto parlando io, dopo concludo. Detto questo, hai detto che negli altri paesi non è reato, vatti a vedere in Francia, in Germania, in Inghilterra, se l'immigrazione clandestina non è reato, perché bisogna anche parlare con cognizione di causa, te le vai a vedere su internet che è il tablet là. Detto questo, ordinanza anti-alcol, cioè, abbiamo 10 anni che abbiamo appaltato Piazza dell'Erba e Piazza dei Signori ai centri sociali. A Padova è diventata la capitale del Boteon, ce lo ricordiamo il Boteon? E facciamo l'ordinanza anti-alcol gli ultimi 20 giorni della campagna elettorale che non si può comprare la bottiglia di birra. C'erano più vetri per terra in Piazza dei Signori che San Pietrini, insomma, adesso bisogna capire, però non si può prendere in giro la gente. C'è stato tanto tempo per intervenire su queste cose e siamo anche intervenuti in modo molto profondo in Consiglio Comunale e c'era anche l'apporto di tutta l'opposizione. Non si è mai voluto farlo, perché? Perché alcuni centri sociali hanno trovato asilo politico in alcune liste, d'accordo, dove adesso si va al voto, quindi purtroppo alcuni hanno bisogno anche di quei voti là. Faccio agli elettori andare a vedere nelle liste dove sono i centri sociali. Quindi questo va ovviamente insomma, cioè, non va si cambiato. può, cioè, un conto è essere contro, un conto è dare legittimità politica a questi per venire in Consiglio Comunale. Questo è tutto un altro paio di maniche, allora uno non è contro, li sta legittimando, allora gli conviene voglio dire, portarli avanti in modo coerente. Detto questo, arriviamo a un altro punto, ZTL. La possiamo aprire ogni tanto? Ma Ivo Rossi si è sempre difeso in un modo sulla ZTL, perché la ZTL, Schiesaro, è del marzo 2004, chi governava nel marzo 2004? Telecamere comprese, cioè è un candidato sindaco e la lista tua lì, in Forza Italia in N tu non c'entra. Io non ero in amministrazione nel 2004 perché io scusami, certo, 27 anni, bene, io sono entrato in quartiere nel 2004, caro Schiesaro, però scusami, io nel 99 ho votato Giustina Mistello Destro perché non facesse il metrobus, punto. Tu hai l'assessore alla mobilità che fa parte della tua lista. Detto questo, perché le cose bisogna anche ricordarle come sono, perché adesso si fanno... No, ma tu fai il vergine della politica che non lo sei. Non ho detto che sono vergine, ho detto poi che adesso sei ero... Scusami, non sei il vergine della politica. Schiesaro, abbi pazienza. Schiesaro, la ZTL, le telecamere le ha fatto il tuo candidato sindaco, punto. Tu hanno fatto un eri in errore quelle a suo liste tempo, ed eri in che quella poi giunta, eri in quel consiglio comunale. Ivo Rossi chiaramente ci ha marciato sopra e l'errore non è la ZTL e non aver fatto i parcheggi a Corona attorno al centro storico. Di Riso le opere pubbliche non sono 4 parchi, sono il parcheggio interrato in Piazza Rabi, sono il parcheggio interrato in Largo Europa, che non è mai partito nel piano triennale delle opere pubbliche, sono il parcheggio interrato in Piazzale Pontecorvo, sono una serie di cose che servono alla città anche per le auto elettriche, perché adesso ci sono anche le auto ibride e il tuo assessore Zan ha fatto l'ordinanza la settimana di Natale per non venire le autovetture in centro anche per le auto elettriche. Queste cose qua non si fanno, d'accordo? Anche per le auto elettriche, perché voi siete quelli Euro 0, Euro 2, Euro 2, le auto elettriche non inquinano, le auto a metano vanno a metano e CH4, basta fare la scomposizione chimica, viene fuori CO2 e H2O, quindi non c'è benzopirene, giusto? Laggiù in fondo, ecco, bene, perché questa è la parte, diciamo, cancerogena che riguardava, quindi a volte sembrano più ordinanze come l'anti-SUV che ha fatto il tuo oggi onorevole, più da vendetta sociale che ordinanze che non hanno qualcosa a che vedere con l'ecologia. Questo è il dato di fatto. Un'ultima cosa, trasporto pubblico, Padova 2020, chi paga 3 milioni di euro di buco di trasporto pubblico con l'affidamento in house? Avete fatto un piano industriale? Sapete chi le paga? Il cittadino, aumentando i soldi dei parcheggi scambiatori perché non ci state dentro, aumentando il biglietto anche al disoccupato, a chi ha in cassa integrazione o chi magari è inabbiente. E quindi andate a caricare il costo del biglietto
per tenerla in house, d'accordo? Perché se lei ha fatto i conti non c'è più nessuna amministrazione che la fa in house. Verona ha fuso tutte e due le linee, quella comunale e quella provinciale. Treviso le ha fuse tutte e quattro, quindi meno posti nei consigli di amministrazione, lo dica a Fiore, meno posti. La società, a me basterebbe che la società di trasporto pubblico nel Veneto ce ne fosse una solo e casomai 10 private di concorrenza. Questo si deve fare perché oggi il contributo al trasporto pubblico purtroppo non è più come quello di una volta. Quindi non raccontiamo frottole in questo senso. Ha 3 milioni di euro di buco che è colpa di tutta l'amministrazione in carica, sia la precedente di sinistra che quella dopo, sì, perché aveva anche uno di Lega Ambiente dentro il consiglio di amministrazione di APS Holding che adesso è con voi e che ha votato, guarda caso, in tutti e 4 i consigli di amministrazione ha votato 4 volte la fusione. Quindi voglio dire, dai, adesso non raccontiamoci frottole, non facciamo tanto i vergini. Dobbiamo far parlare anche Ragona, Lega Ambiente che non paga i contributi, e come non paga i contributi, che non paga i contributi al trasporto pubblico, sì, come no, perché evidentemente sì, quando hai la SITA che viene a rubare i chilometri a Padova alla PS Holding, mi spieghi perché la SITA scarica gli studenti? Perché evidentemente non si crede nel trasporto pubblico. C'è una razionalizzazione del trasporto pubblico, non ci sono più i soldi di una volta, quindi bisogna ridurre i costi, le altre province non andiamo avanti che se no non finiamo. Questo è il quadro generale. Sì, Donato Ignenzi, scusate. Sì, io vorrei essere propositivo e non sparare a zero di nuovo su questa amministrazione fallimentare, però qua constatiamo che ancora una volta questa amministrazione era cieca perché si è seduta e si siede ancora su un tesoro e non ha saputo comunque farlo comunque rivalutare. Il tesoro in questione è comunque Giotto, la cappella degli Scrovegni. Allora, i giardini dell'Arena sono nella condizione che sono ritrovo eccetera, qualche volta fanno qualche manifestazione fieristica, ma non sanno neanche rivalutare un marchio che potrebbe essere padovano come Giotto, mentre in Austria per esempio hanno il cioccolatino di Mozart. Io non dico comunque di arrivare al cioccolatino di Giotto, ma comunque di far rendere quindi questo nome a livello di marketing qualcosa di padovano in modo da attrarre e creare un'industria sul turismo. E poi voglio rispondere comunque al signore di Sell che dice comunque diamo a pioggia soldi e contributi. Ricordati che il saggio dice non date da mangiare, insegnate a pescare. Questa è la verità. Roberto Bettuolo. I milioni di veneti hanno imparato a lavorare all'estero. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Dai, facciamo parlare Roberto Bettuolo, dai che siamo in chiusura, siamo già oltre il tempo. Dai. È un'amministrazione pronta, mi chiedono lavoro, partiamo dal lavoro, la burocrazia può essere tagliata in tempi molto rapidi. Ero l'altro giorno in un ufficio comunale per una richiesta di una concessione pubblicitaria, 90 giorni, tempistiche possono essere assolutamente ridotte. Una commerciante doveva portare dei documenti, la terza volta che si presentava con 3 volte informazioni differenti che aveva ricevuto per i documenti. Informazioni chiare, tempi certi può essere la prima cosa da fare. Seconda cosa, per chi vuole fare lavoro, lo diciamo, bisogna creare i luoghi, cioè dare l'opportunità a chi vuole fare di mettersi in gioco, e questo può essere fatto dando l'utilizzo ad esempio dell'ex caserme, poteva essere un'idea. Il microcredito è fondamentale, però come sapete la difficoltà di chi vuole fare impresa è accedere a riuscire ad avere il credito, e l'amministrazione può comunque far da garante. Terza cosa, dobbiamo creare, come dicevamo, il SARTI, l'abito al turista, cioè riuscire a creare tutto un indotto in cui le persone vengano e creano ricchezza e posti di lavoro. Le tradizioni sono fondamentali, noi siamo abituati che le piazze è il luogo dello spritz, ma se io a Padova ho gli industriali, ho gli studenti, in qualche maniera ho l'università, creiamo dei posti in cui gli universitari e gli industriali si trovano per creare aziende, cioè creiamo noi dei motivi, abbiamo delle vie da riqualificare, siamo noi che induciamo alle tradizioni. Ad esempio in Via del Santo, che c'è un esercente qua, Leliana, che fa le pinze padovane, tutti i cinesi che arrivano devono mangiarsi queste pinze padovane, cioè siamo noi a creare la bellezza di una città. E anche per quanto riguarda l'ultima cosa, il trasporto, l'intermodalità, la fluvialità, la ferrovia, cioè tutto deve essere interagire in un'idea di una città che sa
aprirsi a livello internazionale, che sia capace di attrarre dall'industriale al turista religioso, al turista culturale, in una visione a 360 gradi. Questo è lo spirito che dobbiamo fare per rimettere in moto l'economia, il lavoro e la qualità della vita. Grazie. Alberto Medici, allora, io concludo, impegno comune. Impegno comune, sì, io concludo raccontando una brevissima storiella che è vera. C'era un sindaco qui della zona, molto amato e molto fuori dalle righe, che a un certo punto viene sfiduciato dai suoi compagni di giunta e il suo comune viene commissariato. Questo sindaco si chiamava e si chiama tuttora Loris Mazzorato, e è stato commissariato il suo comune qualche mese fa, adesso si ripresenta con una lista civica. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi, sia l'Impegno Comune che Padova 2020 e altre liste civiche che pure sono presenti, non abbiamo nessun referente a Roma a cui dovremmo dare retta. Noi siamo sul territorio, non siamo politici di professione, non veniamo da un'esperienza politica, ci interessa solo il territorio e non dovremo dar retta a nessun politico, nessun parlamentare che ci darà i diktat di partito quando si tratterà di votare pro o contro una Tasi, l'IMU, eccetera. L'esperienza di Loris Mazzorato, sindaco di Resana, è secondo me stata molto importante perché dimostra come un sindaco amato dalla sua cittadinanza, che fa delle cose innovative, riesce a essere sfiduciato non dalla sua cittadinanza, perché io sono stato alla sua assemblea di commiato, c'era il paese intero per lui, ma i suoi compagni di lista, è triste dirlo, ahimè, era Lega, hanno ricevuto un diktat e hanno detto no, questo sta andando troppo fuori dalle righe, dovete tagliarlo fuori. E quindi lui è stato tagliato fuori. Ora si ripresenta e vincerà sicuramente perché a Resana lo amano. Quello che voglio dire è che forse nelle realtà territoriali e locali sarebbe opportuno dare più voce e più attenzione, più voti quindi anche a liste civiche che non hanno dei referenti a Roma. Da compiacere. Certo. Professor Casen, è meglio la politica a chilometri zero? Zero. Cioè senza collegamenti. Bisogna contare però che la politica si fa a Roma, quindi i comuni subiscono le iniziative della politica romana e hanno poca possibilità di scelta. Possono al massimo fare una buona campagna elettorale smentendo la politica che regolarmente però manterrà le sue promesse. Allora, ero distratto perché facevo un calcolo. Allora, un immigrato costa mediamente allo Stato 1.200 euro al mese, ma non lui, poveretto, lui costa 3 euro al giorno per essere sfamato, quindi 90 euro al mese, gli altri 1.100 euro rimangono nelle casse di chi li accoglie. E poi questi qui, siccome non stanno nemmeno bene, se ne vanno, ma non vengono depennati, quindi non è che manca Tizio, Caio, Sempronio perché se ne sono andati in Olanda dove hanno parenti piuttosto, ma lo Stato continua a pagare i fantasmi, nessuno è andato a vedere nelle case di accoglienza se i numeri corrispondono e come corrispondono. Allora se arrivano 5.000 immigrati noi avremo 6 milioni al mese di costo dello Stato, pare a 60-72 milioni all'anno. Ma chi paga? È sempre la solita domanda insidiosa. No? Ecco, allora se si presume che almeno 1 milione di persone viene sostenuto anche virtualmente perché molti scappano, noi abbiamo ogni anno 14 miliardi di sostentamento virtuale, perché questi non possono stare in questi centri di accoglienza dove non si può campare. E chi gestisce questi centri di accoglienza non ve lo dico perché lo troverete da soli. Questa è la problematica. La seconda problematica che mi sono accorto improvvisamente che dovendo dare gli stipendi dovrò dare 85 euro, 80 euro di più al mese, ma Renzi non me li ha ancora mandati, quindi li anticiperanno le aziende e questa è la verità. Quando le aziende potranno riscuotere quello che la promessa, questo è un dubbio che non mi fa dormire la notte. È un punto interrogativo. Bene, speriamo. Con questo tanti auguri e buona serata. Grazie professor Casen. Io volevo però, prima di salutare, mi scuso con i giovani che ho qua davanti, ma non potrò farli intervenire ancora perché siamo andati già un quarto d'ora oltre il tempo che ci è concesso. Volevo dare la parola a Francesco Piva,
di FV UNESCO, giusto? Allora, che cosa ha raccolto da questa serata? Le prime 3 ore di queste 100 ore devono essere utilizzate per aprire una finestra, una grande finestra che lasci passare l'aria che circola in Europa. Se avremo il coraggio di farlo, dovremmo di conseguenza dare priorità alla formazione del cittadino, del giovane, del bambino, dello studente, comunque della persona che vive, poniamo, nella nostra città, e vediamo la città e non vediamo la politica, perché sarà importante che la persona si renda conto di cosa sta succedendo attorno ai suoi piedi, senza che li veda. Questo è fondamentale, perché c'è una misconoscenza completa del futuro, un futuro che è quell'aria che dovrebbe entrare dalla finestra, ma è un futuro molto tempestoso, perché abbiamo un'Europa che è un'Europa di categorie, ma non l'Europa dei popoli. Abbiamo delle rappresentanze, se noi ci leggiamo molto bene Carlo Cattaneo, se ci leggiamo meglio ancora, perché è più vicino a noi Adriano Olivetti o la Simone Weil, vediamo il peso della partecipazione cittadina riunita in circoli, non in partiti. Bene, era un criterio che in Inghilterra è stato abbastanza più usato che da noi, ma ci sono speranze che questo si rimetta in moto. Quando sono nati i consigli di quartiere, io me li ricordo molto bene perché la mia struttura è stata promotrice dei consigli di quartiere, ma non di questi consigli, dei consigli che erano gruppi, circoli di cittadini che esprimevano istanze vivi, presenti e impegnati. Bene, adesso hanno cancellato, fatto morire finalmente in maniera completa dei circoli, dei consigli di quartiere non significativi, la gente non ci andava neanche più. Mi auguro che si riformino gli anelli precedenti di 45 anni fa. Grazie. Bene. Grazie a lei. Grazie. Grazie. Bene, con questo augurio di Francesco Piva, grazie ancora del suo intervento, ringrazio tutti gli intervenuti, mi scuso con i nostri 6 ospiti qui in prima fila, non ho il tempo di farvi intervenire ancora. Sì, Rigoletto un'altra volta perché hai citato ordinanze inesistenti, lo farò sul mio profilo Facebook. Perché sulla PS, gli autisti della PS sono perché le ordinanze, quindi sulla i provvedimenti non esistono. Le cose che ha detto Rigoletto sulla posizione di 2020 sulla PS. Walter Degan, autista di APS, è candidato per 2020. Questo dice tutto, smentisce tutto quello che ha detto Rigoletto. Anche in Cell quindi vabbè. E comunque erano Euro 0 Euro 1, quindi sì, vai a rivederti le carte perché tu eri in consiglio comunale, io no. Grazie. A Natale tutti adesso quanti, a Natale tutti parlare, quanti. ma dobbiamo favorire il commercio. Abbiate pazienza. Per favorire il commercio. Siete stati bravi fino adesso e come sempre in chiusura di trasmissione è sempre così. Grazie ancora, scusate per il messaggio di intervento. Ai nostri telespettatori, grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima volta, arrivederci.